Comunque devo ancora capire cosa che famo da sto qua. Sto qua, intanto porta rispetto. Sto qua è un guru indiano famosissimo e si chiama Ramen Afasoi. Ramen a fasoi. Ma no, Ramen Afasoi, Ramen Afasoi. Ramen a fasoi, non te vedi che ramen a fasoi? Moito, no, porta rispetto. Ascolta le sue frasi. Una zanzara che ti punge sul naso è un insetto nasale? Sono sempre domanda anche a me. Ma perché te che averte domandare una roba così? Ascolta. Se alle volte ti mancano le parole e ti senti in imbarazzo, allora ricorda di mangiartele le parole e con... Già, sicuro. Non so se mangiamo le parole, non ho capito tanto. Però lei è bravo, lei è illuminante, cioè, ma non ti piace sto guru? Mi sono un fan di sto guru. Sai tu cosa che ti dico? Fanguru ti e anche io. Marco. Perché ricordate che io non sono qui per darvi delle facili risposte, ma per far nascere in voi le giuste domande. E allora chiediamoci, il gelato è maschile perché ha le palline? E ditemi un po', dal punto di vista sessuale, come va? Dottore, una favola. Una favola, Sì, bene, c'era bene. una volta. Ecco. Mimo. Ma però vede, alle volte, no? In una coppia così, io credo che ci sia ancora del tenero dopo tanti anni. Certo, sì, c'è ancora del tenero. Delle sì. volte anche a massa tenero, se vuoi dire la verità. Ecco, però forse non stiamo proprio a entrare nel specifico. Dico le cose come che dico le sono, cose. guardi, a volte sarei tentata a fare delle posizioni nuove, tipo la posizione del missionario. E com'è? Mi qua e io in Africa. Mimo. Vabbè, però, senti, non potrai mica lamentarti di me, perché guarda che io detengo il record del quartiere. sì, Allora io addirittura? la prima volta che l'ho fatto tipo di proprio... Parliamo spiccio, dottore. Io sono durato 1 ora e 1 minuto. Beh, Un'ora e un minuto, confermo. Un'ora e un minuto. Non mi smentisce. Peccato che era la notte del cambio dell'ora.